Buon pomeriggio cari amici all'ascolto, un buon pomeriggio a te Ugo Bulgarelli, naturalmente a tutti gli amici che ci seguono su Radio Luna. Intanto in apertura ovviamente un primo controllo per quanto riguarda il nostro collegamento in diretta dallo Stadio Zoboli. Ugo, mi dai conferma? Sì, prego. Sì, assolutamente, tengo la linea, era soltanto, grazie mille, chiaramente sono esattamente le 14:27, gara di ritorno di questa Coppa Italia, così come ci ha descritto il nostro buon Ugo Bulgarelli. Siamo nella partita qui allo Zoboli che vede il confronto tra Carbonia e Real Monterotondo, gara d'andata terminata col punteggio di 3-1 per la formazione laziale, partita che era iniziata molto bene per la squadra mineraria che era passata in vantaggio proprio lì sul rettangolo di gioco del Real Monterotondo, e poi la formazione di casa con una buona, ottima prestazione è riuscita a capovolgere il risultato. Fatto sta che il Carbonia forse in quella circostanza avrebbe meritato perlomeno di perdere solo con uno scarto numerico minore, considerando il fatto che il portiere del Real Monterotondo era stato tra i migliori in assoluto in campo. Comunque oggi è un'altra partita, il Carbonia ha la possibilità con un risultato all'inglese quest'oggi, cioè un 2-0, favorisce ovviamente il Carbonia eventualmente per il passaggio del turno ai quarti di finale. Ricordiamo che se il Carbonia dovesse passare il turno giocherebbe contro una formazione abruzzese. Siamo in grado, Ugo, se sei d'accordo, di dare anche le due formazioni ufficiali che ci hanno assegnato qualche istante fa nella sala stampa qui dello stadio Zoboli di Carbonia. La formazione mineraria scende in campo con la seguente formazione: col numero 1 Fortuna, col numero 2 Maspino, col numero 3 Zedda, col numero 4 De Murtas, col numero 5 Boi, col numero 6 Pinna Luigi, col numero 7 Cordeddu, col numero 8 Angeledu che è anche il capitano, col numero 9 Keba Gassamà, col numero 10 Sariang Kassamà e col numero 11 Giuseppe Meloni, il bomber di Nuoro che veste la maglia del Carbonia e che sta letteralmente trascinando insieme a tutti gli altri giocatori il Carbonia è al primo posto in questo campionato, nel campionato regionale d'eccellenza, ma anche per quanto riguarda la Coppa Italia staremo a vedere quest'oggi se sarà in grado di poter eventualmente aiutare il sodalizio bianco-blu a passare il turno. Dalla parte opposta il Real Monterotondo Scalo scende in campo col 3-4-1-2, esattamente Santi in porta, col numero 2 Palmarusci, col numero 3 Passeri, col numero 4 Politano, col numero 5 Capitan Albanesi, col numero 6 Lalli, col numero 7 Fiorucci, col numero 8 Abbondanza, col numero 9 Marius Pascu che era assente nella gara d'andata, col numero 10 Tilli, figlio, come abbiamo già detto nella partita di Monterotondo, figlio del grande velocista azzurro della nazionale azzurra ai tempi di Mennea, col numero 11 Baldassi. Ricordiamo anche gli allenatori per quanto riguarda il Carbonia: Andrea Marongi, per quanto concerne la formazione laziale David Centioni. L'arbitro dell'incontro è il signor Ferdinando Toro della sezione di Catania. Voglio dire, Ugo, se sei d'accordo, in apertura di questo collegamento c'è stato oggi un pranzo davvero straordinario, una riunione conviviale con tutti i tifosi giunti da Roma, sono anche davvero tanti, un pullman completo insieme anche ai dirigenti, tutti i dirigenti del Real Monterotondo sono stati invitati a mangiare dai briganti, dal gruppo storico dei tifosi organizzati del Carbonia Calcio, e ne è uscito fuori davvero una grandissima riunione conviviale, e questo è il bello del calcio, Ugo.